Oggi alle 13 è finita la storia di Veneto Banca come la conosciamo. Ed è finita con la chiusura dell'offerta per l'aumento di capitale da 1 miliardo di euro. Chiusura che vede nell'ordine il nuovo capitale l'1,23% di azioni azzerate, a cui sommare il 2,22% di azionisti sottoscrittori di parte dell'aumento e l'unico investitore esterno che si è proposto ieri con 1 milione di euro, coprendo lo 0,01% dei 1.000 milioni indispensabili per evitare il fallimento. Numeri che non bastano per entrare in borsa e che consegnano la Banca di Montebelluna, come quella di Vicenza, al Fondo Atlante, che sarà proprietario del 96,56%, ma anche forse del 98,76% di Veneto Banca, a seconda che le promesse di acquisto diventino o meno realtà. Al momento l'unico fatto concreto è che, nonostante la tempesta in arrivo con la secessione inglese, i garanti del Fondo Atlante hanno confermato tutto, evitando ulteriori danni per azionisti e mondo economico. Imprese che tramite la Camera di Commercio ora vogliono fare il punto sul credito. Noi stiamo lavorando, proprio nei prossimi giorni ci organizzeremo, metteremo in piedi delle riunioni operative proprio per andare incontro alle nostre imprese e quindi attorno al tavolo metteremo i consorzi fidi, le banche, adesso vedremo se assieme o singolarmente, in modo tale da poter aiutare questi nostri imprenditori. In ballo c'è il credito all'economia della marca, che significa fidi, liquidità, stipendi e forniture. Tutto da ripensare. Ecco perché tutta questa vicenda passerà alla storia come la fine del Nord-Est come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. Domani è tutto da riscrivere, tra le macerie di 210.000 famiglie sul lastrico e il record assoluto del risparmio di generazioni bruciato in pochi mesi in una sola regione, 18,9 miliardi di euro, tutti e di tutti i veneti.